Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma i muli qua, vis-à-vis, questi... Sì, Ciano, i muli che sta qua, vis-à-vis. Ah, ma è per quello allora. Si chiama vis-à-vis. Ah, eccoci. Ecco, aspetta che poggio qua. Ah, sei arrivata? Sì, qua sono. Ah, beh. Che caldana che c'è, ora. Sì. Sono tutta schialmanata. Schialman. Sì, e fuori c'è proprio soffico. Ah, beh, gli sai soffico, sì. Ma buona che abbiamo il quello là che raffredda e che così arriva a casa, padre che sia un bicchio più fresco. Padre. Sì. Ma a me tanto più fresco non mi... padre. Ecco, bravo Ciano. Ma... E con te, Brian, come c'è? Hai caldo tu? sì, guarda, se tutto il tempo che si aumenta. Ah, sì, immagino. Ah, Ciano, Dimmi. sai chi che ho visto qua adesso? Qua? Sì. Ma qua dove? Ma qua di fuori. Ah, no, chi gli era? La mula, qua, vis-à-vis. Ah, Sì, ma con un cagnetto. che bello, si hanno sciolto un cagnetto. Sì, buono, c'è sempre bello, c'è una bestiucchia. Bestiucchia. Sì, ma non so come che gli farà a stare A stare come? Cioè, dove? con quell'altro là, come che si chiama, Gian. Ah, Che lui è tutto così, con 1000 padre. padre anche qua. Sì, che è tutto schicchignoso. Schicchignoso. E dall'altra parte... Oh, ecco, vieni qua, Poldo, che te la vuole mangiare. Bello, lui, si diverti con le tende, eh? Boh, ma lascia stare quella roba che se Gian Giulio ha le sue mascherette. Ok, ma aspetta Stella un attimo che devo rispondere qua. Pronti? Pronto? Loredana? Sì, chi può? Te me la chiama? Sono Gian Giulio. Ah, ma va? Sai, cosa pensi che non te lo riconosco? Non so, poteva essere. Sì. Ma come sei là? Qua, beh, no? A Boglia, qua se spassiamo mi e Poldo. Ma ti sta attenta che non tocchi le mie robe? Ah, sì, ma tranquillo, non tocca niente tu. No, perché non volessi. Ma no, boh, Briando, cioè, adesso si là che si stoga, che si rotola sul divano. Ma sei il copridivano su? Ma sì, logico. Boh, ma ascolta, Dimmi. quando dovessi tornare dalle ferie, Giusy? Ma in teoria dovessi tornare domenica, se non la decidi di stare ancora di più. Come? Di più? Ma ti sta scherzando? Ma sì, boh, dai, stavo scherzando. La dovessi tornare domenica sera. Boh. Amore, scusa, Dimmi, mamma. per cena ti faccio brodo con le stelline o polpette col purè? Non so, mamma, quel che ti vuole. Boh, ma dimmi, cosa preferissi? Polpette. Ah, ecco, come che ti facevo de piccio. Sì, scusi, mamma, ma sono al telefono con Loredana. Sì, infatti. Scusi, ma mi raccomando, non sta a star troppo al telefono, No. che ti fa male, le onde magnetiche là. No, ma tranquilla, go gli auricolari. Ma fa male lo stesso. Allora tra poco chiudo. Ecco, bravo PC, mi raccomando. Sì, scusa, stavamo dicendo... Sono tornato. Sì, scusi, ma allora quando te che porti il cane a Giusy? Ma dovessi portarglielo domenica sera. Allora mi adesso prenoto la ditta di disinfestazione per lunedì mattina. La ditta? Sì. Ma che ditta? La ditta di disinfestazione del nostro appartamento. Così mi posso rientrare a casa lunedì pomeriggio. Ma Gian Giulio? Perché noi lavoriamo da domenica. Sì, ho capito, ma cosa servi? E mi raccomando,
comando, fa una lavatrice a 90 gradi con tutti i cuscini delle sedie, le tende e i nizioi. Ma Giangiulio, sei pollo. Allora? Sei un cagnetto. Era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Che praticamente se quei Gian, come si chiama? Con tutte quelle mascherine indosso. Sì, boh, ma non sei solo lui, sei anche la Loredana, no?